La cosa che mi colpisce di più ogni volta che torno a Caltanissetta è il colore del cielo. Un blu terso e uniforme che sembra quasi fatto con i pastelli. E poi c'è una luce scintillante quasi rumorosa. Non vivo più stabilmente a Caltanissetta da 11 anni, essendomi trasferito a Milano. E per gran parte di questo tempo l'ho detestata. E l'ho odiato dal più profondo delle mie viscere. E mi sono sempre chiesto come facesse la gente a restare qua. Perché non se ne vanno? Col tempo però ho compreso che io sono io, con le mie esigenze, i miei obiettivi, le mie aspirazioni. E pretendere che tutti gli altri la vedano esattamente come me è un po' da arroganti. Anzi no. È da strozzi. È molto facile disprezzare e sottolineare ciò che non va bene, ma col tempo ho imparato a trovare le cose positive anche a Caltanissetta. Tolto il fatto che qui ci abiti la mia famiglia, in questo posto c'è la mia essenza. Ma non voglio fare il solito discorso trito e ritrito sulle radici, questo, quest'altro, non me ne frega un tubo di quella roba lì. Ogni volta che torno e inizio a vedere dall'autostrada quelle colline morbide, vestite a volte di giallo o di verde in base alla stagione, vedo esattamente la mia personalità, che oscilla tra l'euforia e la malinconia, perché l'entroterra siculo è molto malinconico, ma anche questa luce è molto forte, molto viva, che ti spacca gli occhi, e questa roba qui te la porti dentro. Col tempo ho sistemato anche tante mie inquietudini personali e ho iniziato a far pace con Caltanissetta, ma rientrando dalla porta di servizio. Qual è questa porta di servizio? Il cibo. A Caltanissetta ci sono un sacco di cose buone da poter mangiare, ma la colonna vertebrale della gastronomia nissena sono i panifici. Tu al panificio non ci compri solo il pane, ma pure la pizza, l'arancina, il calzone, ti fa la guantera, paghi picca e te ricrei. Ma sui panifici di Caltanissetta ho già scritto un articolo che è stato pubblicato su Munchies e vi lascio il link in descrizione. E non c'è soltanto la tradizione, ci sono anche dei locali che cercano di scardinare le diffidenze della provincia proponendo qualcosa di diverso. Per la piazza. Questo video l'ho realizzato durante le settimane che ho trascorso ad agosto qui in vacanza. In teoria mi aveva a riposare. Quindi adesso ci facciamo un giro, ma attenzione, questa non è una guida su dove mangiare a Caltanissetta, sebbene si vedranno alcuni locali, ma mi interessava mostrare cosa mangiare a Caltanissetta. E non è nemmeno tutto. E anche quei siti culturali che sono riuscito a riprendere e raccontare in maniera molto sommaria non sono mica tutti, ne mancano molti altri. Oh, io non faccio la guida turistica, io parlo di sugna, a me mi piace mangiare. Dimenticavo, questo è il Redentore, che è uno dei belvedere di Caltanissetta. Così, tanto per sapere. Amoni. Sono alla rosticceria Falci, che è una delle rosticcerie storiche di Caltanissetta, ha 40 anni di attività ed è famosa per fare le arancine piuttosto cicciottelle. Mi sto ustionando, è appena fritta. Ah! Però bello chiauro fa. Caltanissetta ha uno stretto legame con Palermo, infatti le arancine da noi sono femmine, quelle al ragù sono tonde e poi facciamo quelle a burro che sono con la punta. Mi piace molto il ragù, non c'è formaggio e insieme alla carne ci sono anche i piselli. Il riso qui a Caltanissetta si tende sempre un po' a sporcarlo con dello zafferano. È fritto anche molto asciutto, devo dire. Il riso deve mantenere l'animella bianca al centro. Arancina al burro. Scegli la zanna da qua, io la mangio un po' a cono gelato. Open the door. Ormai l'ho distrutta. C'è molto mozzarella ma anche un po' di besciamella. E prosciutto cotto. Zafferano molto poco. Ha il sapore dell'arancina al burro perfetta. Anche il riso è cotto molto bene. E in più c'è tantissimo ripieno. È proprio ripieno vestito di riso impanato. Riga a Caltanissetta si fidano a fare l'arancina. Oh, capurro. È da più di 20 minuti che giro per trovare un posto dove potermi fermare e mangiare, ma non lo trovo. E forse qua non vedo niente. Questi sono i problemi che si devono risolvere quando fai vero street food, ovvero mangiare per strada. Ci saranno almeno 39-40 gradi. Affanculo, bingo, yes! È un'arancina, ma non è con il riso, bensì con i bucatini. Tu dirai, ma a Napoli facciamo la frittatina di pasta, è la stessa cosa. Lasciateci un attimo bullare della nostra invenzione. L'arancina ai bucatini nasce negli anni 70 a San Cataldo e la inventa Campisi, un bar, pasticceria, tavola calda. È un'arancina a tutti gli effetti. La parte esterna fatta con la pasta, dentro c'è il ragù.
grasso, cattiveria. C'è proprio il bucatino. Ah, fanculo. Il ragù è bello sostanzioso. C'è anche un po' di besciamella in mezzo. Madonna, raga, è una roba veramente porchissima. Il problema è che non ha la stessa struttura di un'arancina con il riso, quindi tende a sfaldarsi molto facilmente. Che arsenale di bucatini. Questo è veramente un pasto completo. Questa invece è una chicca e tanti nisseni non conoscono l'esistenza di questa roba a Caltanissetta, perché di base si fa a Palermo, la fa soltanto il Caffè Bella. Quest'anno abbiamo compiuto 100 anni di attività sotto la stessa famiglia. Io sono la quarta generazione. Si chiama ravazzata, è una pasta dolce salata, come se fosse quella di una broccia, più o meno, ma con i dovuti distinguo. Mamma, il ripieno si annida fin dentro i bordi. Sotto guarda che bella. La pasta è molto sottile, lunga lievitazione e c'è il lievito madre. C'è anche della mozzarella, C'è questa parte super morbida dentro, soffice. Sto godendo come un porco. Ciao. C'era un bambino. È una roba porchissima, perché all'interno c'è il ragù delle arancine, però è infilata dentro una broccia senza il tutto. Non è una delle cose più gastroperverse da gastropervertiti? Sì. Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector. Questa è la piazza principale di Caltanissetta, Piazza Garibaldi, un tempo chiamata Piazza Ferdinandea. È caratterizzata da una fontana che sta al centro e ai lati ci sono due chiese che si fronteggiano. Arrivando da Corso Garibaldi, a destra c'è la chiesa di San Sebastiano e a sinistra la cattedrale, la chiesa di Santa Maria la Nova. La fontana è stata costruita nel 1956 grazie all'architetto Gaetano Averna, ma il gruppo scultoreo che è protagonista è stato progettato e realizzato dallo scultore Michele Tripiciano, nisseno ma di stanza a Roma, nel 1890. Nella scena c'è un tritone, quindi un essere mitologico che tiene un tridente in mano, affiancato da un cavallo dalla coda di pesce che fronteggia due mostri. Ed è proprio un simbolo caratteristico della città. Quando ero piccolo a me sta cosa un po' mi faceva impressione. Il forno Lu aperto il 23 settembre del 1953 ed era soltanto un piccolo locale adibito sia alla vendita che al forno. Poi nel 1970 i miei genitori, io ancora bambino, siamo passati nell'attuale locale. Da allora siamo stati da 51 anni sempre qui in questo locale. Le specialità del Patrignano sono le pizze siciliane con cipolla, acciughe e caciocavallo originale come si deve, la scacciata tuma, spinaci e olive. È stata appena sfornata, quindi brucia. Mi è arrivata, come si può dire, una gargiata. Sempre buonissima. Una pasta bella, perde tanto olio. Se la pasta non fosse così consistente, si inumidirebbe, cadrebbe tutta. Invece vedi come resta bella tesa? L'ingegno architettonico panificatore. Ma tu sei un pecorino giovane, ha una consistenza simile alla fontina, quindi si deve sciogliere ma non deve diventare liquido. Devi mordere, a brucia. Devi succhiare, perché altrimenti ti cola tutto l'olio. Il liquido degli spinaci, tu devi fare così. Si deve sentire che la succhi, perché altrimenti non c'è bello. E non dimentichiamo l'olivetta, sempre parcheggiata in fondo. Ma la parcheggiamo qua sotto. Sto sudando. Questa è la base, questa è la parte superiore, è il calzone di Garzia, prosciutto e mozzarella, prosciutto e formaggio. Un calzone al telefono qua c'è. Quando ero ragazzino stavo poco più in là insieme ai miei amici, ogni pomeriggio alle 5 che lo sfornavano andavo a prenderne uno, ne ho mangiati tonnellate di queste e il sapore è rimasto tale e quale. Anche le dimensioni sono rimaste le stesse. Io ovviamente ero più piccolo e mi sembrava gigantesco, ora però c'è anche l'olivetta. Madonna, la colatura di sugna c'è qua. La pasta è proprio sottilissima. Potrei anche evitare di smerdarmi però, peccato la parte abbrustolita. Au, cattiveria. Caspita, guarda. L'antico forno
forno nasce nel 1993 come forno a legna. Da subito ci siamo buttati sui grani antichi, siamo stati i primi su Caltanissetta e San Cataldo, portando la mia personale battaglia soprattutto sulla filiera corta. Partiamo dal grano, quindi dalla farina, poi i pomodori, i funghi, tutto quello che posso prendere da coltivatore diretto. Da poco abbiamo riconfermato per il secondo anno i 2 pani a gambero rosso. Io faccio il pane da quando avevo 15 anni. E ora ne hai? 36. Mio padre è il primo maestro per tutti noi della famiglia. I tuoi calzoni finora sono i più buoni che abbiamo mangiato in vita mia, te lo giuro, te lo giuro. No, davvero, bravo. Oggi sono a San Cataldo, alle mie spalle però c'è il Calvario di San Cataldo, dove viene rappresentata una parte della Settimana Santa. Sia a Caltanissetta che a San Cataldo è una festa molto sentita, ci sono processioni durante tutta la settimana. Ma noi dobbiamo parlare di gastroemozioni. Pizza alla siciliana, che è una parente dello sfincione palermitano. Si fa con una base di pomodoro, della cipolla, del caciocavallo, ci si mettono anche delle olive. Ma ho un valletto, il caro Angelino, ovvero mio padre, che oggi fa da aiutante di set. Caro Angelino, vorresti mangiarla adesso la pizzetta? E invece il resto è qui. Guarda che sbruffone, guarda che sbruffone. Sì, sono le acciughine. Questa è la pizza di casa. Tu la domenica te ne vai in campagna con la famiglia e fai questa pizza qua, che è una cannonata. Angelino, mi dispiace, neanche questa ti do. È buonissima. La cattedrale invece è stata costruita tra il 1560 e il 1620, ma è stata aperta al culto nel 1622. La parte esterna non è molto caratteristica, però all'interno è molto molto bella e soprattutto c'è un pezzo della mia famiglia, la famiglia Giarratana. Andiamo a farci un girello dentro, va? Mio nonno era capomastro, mio nonno paterno, Giuseppe detto Pino, e con un suo collega hanno apposto tutti i marmi della navata centrale, non nel 1600, ma nei lavori successivi ai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Il grande Pinuzzo. Non c'è solo un santo patrono, ce ne sono ben 2. Il primo è il Cristo Nero, che è un crocifisso di colore molto scuro, che è stato ritrovato da dei fogliamari, cercatori di erbe spontanee. È stato ritrovato nel XIV secolo ed è uno dei crocifissi più antichi della Sicilia. Si chiama Cristo Nero perché è stato ritrovato accanto a 2 ceri, i cui fumi lo hanno annerito. Le successive operazioni di pulizia non lo hanno sbianchito, quindi è rimasto costantemente nero, e il crocifisso è custodito all'Istituto Signore della Città. Il Cristo Nero è rimasto come unico patrono di Caltanissetta fino al 1625. Cosa succede nel 1625? In quel periodo c'era la peste in Sicilia e la città di Caltanissetta era minacciata dall'ingresso di un appestato. Il frate Francesco Giarratana vede in sogno San Michele Arcangelo che scaccia l'appestato, in questo caso viene rappresentato come il demonio, la cui testa viene schiacciata dai piedi dell'arcangelo, e dice di averlo visto all'ingresso di Caltanissetta, vicino il convento dei frati Cappuccini, dove sorge adesso la chiesa di San Michele. Ci sono un sacco di opere d'arte, alcune sono del pittore fiammingo Guillermo Borremans, o Borremans come diciamo noi, tra cui l'affresco L'Immacolata e Santi che c'è in fondo all'altare, nonché gli affreschi della volta. Questo è un ricordo di infanzia. Praticamente mia nonna comprava spesso questa che si chiama focaccia nissena. È tecnicamente un panino con la milza, ma non è fatto come a Palermo, perché non ci sono trachea e polmone. Questo è solo milza di vitello, ricotta fresca e caciocavallo. Tutto poi bagnato con il sughetto pieno di sugna, perché stiamo a parlare. L'unico posto che ancora lo fa è la gastronomia Falci, che si trova di fronte alla cattedrale. Ha un peso specifico piuttosto ingente. Miau. E chi non riesce a mangiare il panino con la milza di Palermo, questo lo potrà trovare molto più gentile, perché la ricotta attenua il sapore molto forte della milza.
sfondo con roulotte tipo Breaking Bad. Guardiamo questo bambinello. Melanzana viola fritta, 300 strati geologici di panelle, farina di ceci e acqua e le crocchettine di patate. Noi siamo filo palermitani e ci abbiamo la panella. E quando ci sono le partite della Nissa con la San Cataldese, la Nissa è la squadra di calcio di Caltanissetta, la San Cataldese è la squadra di San Cataldo che dista 5 km da qua, per insultarci ci urlavano solo panelle, c'avete solo panelle. E ti sembra poco, compà? Una vita di panelle voglio avere insieme a te, dare un morsino a questa barchetta, questo yacht. Basta che sta raffreddando. Solo sale e pepe e la mafalda con la gigiulena, ovvero i semi di sesamo. Panella è super. No, bastardo! Questa è l'attitudine. Mio amico Dario. C'è un po' di menta nella crocchetta, però è dosata perfetta. Poi guarda, è bella dorata, non è impanata. Lui le fa schiacciate. C'è anche chi le fa un po' a forma di supposta. Non c'è anche del formaggio. Una cosa molto importante delle panelle è che quando le si frigge non devono diventare croccanti, devono essere flessibili. All'esterno deve farsi una sorta di patina, ma dentro devono restare morbide. Mi stai ricreando. Breaking Bad. Ah, e dammelo un po' di birra, disgraziato che sei. Vivitilla. Seguo nei social, seguo. Grazie. Ciao, sono Ciccio Marrella, mi chiamano tutti Ciccio Marrella. La panineria si chiama Panineria Tuning, con quest'anno ha 30 anni, da 12 anni siamo con i chioschi. Prima c'era mia mamma e mio papà e poi l'ho presa io. Sono fiero di questa attività. Finora sono riuscito a rimanere all'impiedi. È il panino di strada. Non si vede bene, ma sotto c'è un hamburger condito con formaggio, prezzemolo e prosciutto. Poi sopra ci sono cipolla caramellata, pomodoro secco tritato tipo il capuliato e poi le patatine fritte. Il panino con le patatine è una religione. Vero Paolino? Paolini. Per mangiare questa cosa però c'è tutta una procedura, ovvero c'è proprio una posa necessaria per non insozzarti. Intanto ti devo dire che se gli metti solo il ketchup sei un ballafirticchio. La maionese è la salsa portante di qualsiasi panino. Togliti zaino. La schiena deve essere leggermente inclinata in avanti, il panino deve stare qua, le gambe aperte. Se ti cade la patatina così ti cade qua ma non ti sporchi le scarpe. All'inizio cominci con le patatine sopra, poi ti fai anche un po' la bocca con la salsa. Poi c'è gente che lo mangia così, ma ti ingrasci, compà. Minchia ridicolo. Ne dovrei mangiare ancora. Quando tu hai finito tutto il primo strato senza togliere tutta la salsa, ti pigli sto bello picciriggio, lo cominci a schiacciare e cominci a mozzicare. Come tutti i panini da strada, non bisogna avere nessuna pretesa gourmet. Ricordiamo che la versione classica del panino con le patatine è con i würstel, detti anche Juschel o Gnuscel, dipende da come lo vuoi dire. Gnuscel o Juschel. Meno male però che avevo la postura giusta e non mi sono allordato. Per tante persone potrebbe essere un'aberrazione un panino con le patatine. Carboidrato su carboidrato, l'incubo di qualsiasi nutrizionista. Mi dispiace, ma noi non ci lasciamo intimidire dalle tabelle nutrizionali. Io conosco solo la tabellina del 2. Caltanissetta ha una tradizione anche di paninoteca abbastanza forte. Però i panini la maggior parte delle volte lasciano un po' a desiderare. Però se voglio mangiare un panino di lusso vengo a trovare il mio amico Stefano. Buonasera. Hai un telefono, compa, tu c'hai un'astronave. Sono Stefano Mingoia, sono il titolare dell'azienda South Flow, è un'hamburgeria rigorosamente artigianale. L'azienda nasce circa 4 anni fa da un'idea street. Partivamo da un food truck per ovvi motivi di spazio e fortunatamente ampliamento della clientela siamo trasferiti dentro una vera cucina. Molto underground, garage, abbiamo voluto cambiare il mood di fare i panini. Intanto facendo i panini, facciamo tutto noi, pane con lievito madre perché lievitazione naturale non vuol dire nulla. Lavoriamo pure le farine integrali che comunque per fare dei buns chi è del mestiere capisce che non è così facile. Ci sono ore di lavoro dietro un panino, fare capire che è un prodotto completamente artigianale e tuttora comunque si sorprendono sempre quando dico che il pane è fatto da noi, che le salse sono fatte da noi. Il cheddar è inglese, il brie usiamo brie de Meaux, la senape viene da Dijon. La nostra qualità prima è l'onestà e dall'onestà comunque nasce anche la bontà. Adesso il panino lo scegli tu quale devo mangiare. Belli beccio. Belli beccio. Per paragonare alla salsa
Alla salsa no. Lapsus. La dobbiamo tagliare, mi sa. La dobbiamo tagliare. Era una salsa? Tartara. Tartara. Anche le male comparse sono onestà. Esatto. Dicelo, bravo. L'internet verità. Super, perfettamente rosa. Le salse si sentono ma non prevaricano niente, poi sente il cetriolino che un po' va, un po' viene. Quello che mi fa impazzire è il pane, stupendo, non si sfalda. Poi senti il burro ma non è troppo forte. Veramente il panino più buono di Caltanissetta. Che inquadratura, sembri la Madonna, guarda. Vista la carenza di luce mi dovrò autoilluminare con questo ledino in maniera un po' scary. Il burro del mare, ricordiamo sempre che le teste si sucano. Ma guarda che il gambero te lo devi sucare, Ho imparato da te a mangiare in questo modo. Spaghetto con la tenerume di cappero, acciughe sotto sale e pomodorino e anche un poco di muggica atturrata. Si sente il cappero, buona, molto buona. Guarda, non c'è... C'è la papilla invasa dall'umami, molto saporito. E questo kraken è un calamaro con della zucchina che sta qua, ma soprattutto ripieno di gambero. E guarda il gambero da dove esce. Praticamente è una sacca a poche di mare. È morbidissimo, si sente la menta. Il gambero ha proprio una ghirlanda di tentacoli, un fiorellino. Sono Esther Giacchetto, sono lo chef del ristorante Lumie di Sicilia. Ho aperto il ristorante 8 anni fa. Facciamo una cucina siciliana rivisitata. A me piace utilizzare i nostri prodotti, i nostri profumi, dal finocchietto selvatico, dalla mandorla d'avola. Devo dire che all'inizio tutti mi dicevano: secondo me sbagli ad aprire il ristorante. Noi siamo sempre cresciuti, non siamo mai andati indietro. Facciamo tutto noi, dalle confetture alla pasta, il pane, i grissini. Penso che un ristorante debba dare il suo. Essendo nell'entroterra, se fosse stato Catania, Palermo sarebbe stato differente, però Caltanissetta comunque lavori la maggior parte con le persone che ci abitano, quindi devi dare loro qualcosa che non c'è fuori. Cambiamo il menù solitamente ogni 2 mesi, devi accompagnare il cliente alla scoperta, perché c'erano molte persone che non mangiano tante cose. Chi viene sempre capita che invece poi riesce a gustare anche altre cose, qualcosa di diverso. Molto delicato, la sfoglia è una nuvola. La ricotta non è dolce, buonissimo, ha una leggerissima acidità, pasta cotta benissimo. È un piatto molto rustico, però eseguito con la tecnica di un ristorante, quindi ha la mano proprio raffinata. In bocca senti proprio il dettaglio, il pesce, la parte acida, la parte dolciastra, il sapore del pesce, del mare, quindi che però piano piano si allarga in bocca. C'è anche un po' di peperoncino, leggermente piccante. Lo spago è bello tonico. Un bel pure delicato, ma non sono 2 fette posta una sopra l'altra, è proprio una sorta di portafogli. Ha degli ottimi sapori, tutto molto equilibrato. La chiesa di Santo Spirito è un'abbazia normanna costruita nel XII secolo. Nei secoli è stata ristrutturata innumerevoli volte. La navata ha 3 absidi e la cosa più caratteristica è la fonte battesimale che si trova sulla destra in fondo, che è appunto di costruzione normanna, mentre sia all'ingresso che all'interno è raffigurato il Cristo benedicente, che è un affresco del XV secolo. Nella parte posteriore della chiesa c'è un orto, un giardino, che è molto molto bello. Io l'ho visitato qualche tempo fa, ero riuscito a entrare, ma stavolta mi sa che non riesco.
dolce più buono di Caltanissetta si fa in inverno e si chiama raviola. È fatta con farina e acqua e c'è la sacrissima sugna. Con le alte temperature la sugna rischia di sciogliersi, quindi in estate non si fa mai, si fa solo in inverno. Un continuo sfogliare, stendere questa pasta e ci sono sempre più strati, si riempie di ricotta, si chiude a portafogli, guarda che bel sorriso, e si frigge. Una volta fritta c'è chi gli mette lo zucchero a velo, poi si mette sopra del miele. Facciamo lo scosciacapretto. No vabbè, erano anni che non la mangiavo. La ricotta è una crema incredibile. Il miele sostiene la frittura, ma poi la parte meravigliosa è questa. Il culetto è la parte migliore, dove tutti gli strati convergono per fare un boccone meraviglioso. Uno dei cibi tipici di Caltanissetta è il torrone. Sono Davide Scancarello, titolare dell'azienda Tentazioni e Sapori. Utilizziamo prodotti rigorosamente locali, dal miele bio di Presidio Slow Food, le nostre mandorle locali Tuono. Il nostro torrone parte con una base prevalente di miele. Il secondo ingrediente in abbondanza è anche la nostra mandorla. Cuocere il nostro torrone 8 ore, mantenendo una temperatura bassa intorno ai 100 gradi. E questo fa sì che appunto tutte le molecole che si trovano nel miele, molecole di acqua, evaporino e nelle 8 ore andiamo a formare un impasto che è rigorosamente un miele cotto. E alla fine dell'albume del pistacchio. La pezzatura da 50 grammi e quella da 100. Secondo voi quale apro? È arrivato un colpo di mandorla bestiale. Guarda qui che bel pavimento di mandorle e pistacchi. Oh, il miele è super protagonista. Oh, non si attacca neanche lontanamente ai denti. Non è proprio dolce tanto da azzerarti proprio la papilla. Guarda che lucidità. Questa è una tradizione che ha quasi 200 anni. Pur essendo un cibo tipico, il torrone non viene sfruttato per fare delle sagre, dei festival. Ci sono paesi che veramente si sono inventati la sagra della minchia bollita. Perché non lo fate? Adesso c'è il Covid e non si può fare, ma gli altri anni non avevate scusanti, È di una delicatezza, ma al contempo di una complessità che non diresti mai per un torrone. La cubaita è un torrone, non è altro che portare in fusione lo zucchero, caramellarlo e aggiungere della mandorla già tostata. Per aromatizzarlo un po' mettiamo anche del miele. Molto meno dolce rispetto al torrone. Le mandorle sono tostate, mentre il torrone no. E quindi c'ha una scia leggermente amara. Quindi non è proprio dolce come il torrone, è una cosa veramente diversa. Anche perché nel torrone, essendo a cottura molto molto lenta, non c'è quel sapore di tostato che invece si trova nella cubaita, che si scrive con 2B. Cubaita, cubaita. Questo è il rollò, uno dei dolci tipici di Caltanissetta. Un pan di Spagna al cacao che viene arrotolato e poi farcito con della ricotta di pecora. Alle volte ci va anche il marzapane, questa bellissima olivetta verde, della glassa di zucchero e della granella di pistacchio. È uno di quei dolci di cui si fanno tipo le guantiere, quindi i vassoi che si portano la domenica nelle riunioni di famiglia, ma anche tra amici, che si mangiano a fine pasto. Diamogli un bacino. Guarda la circonvoluzione, guarda qua. Bello sofficello, come una girella, uno yo-yo, no? Però fatto meglio. La ricotta è molto liscia. E a Caltanissetta andiamo così fieri del rollò che nel 2002 ne abbiamo fatto uno di 303 metri che è finito nel World Guinness dei primati. Perché quello piccolino non ci bastava, volevamo... Io sono Angelo Cartone, lei la mia collega Cinzia Milazzo. EcoFood è nato nel 2016. EcoCream è partito l'anno scorso ad ottobre. È un progetto di impresa solidale all'interno della cooperativa Ethnos ed è un progetto di inclusione. Serve per sostenere il lavoro dei nostri ragazzi diversamente abili, dei rifugi che abbiamo per donne vittime di violenza. Di queste due attività ci lavorano queste persone, anche i proventi servono per incrementare questo tipo di progetto. EcoFood è un progetto non solo di inclusione ma anche di integrazione, perché oltre alle donne vittime di violenza o ai ragazzi diversamente abili accogliamo anche minori stranieri non accompagnati o detenuti a fine pena per reati minori. Lo scopo di questo nostro progetto è quello di reimmettere nel mondo del lavoro persone che nascono con delle difficoltà, che possano prenderli in mano nuovamente la loro vita. Non per la cittadinanza, un problema di cultura generale. Il nostro lavoro principale è proprio quello di cercare
cercare di far capire alla gente che chi sceglie di venire da noi sa di essere servito da questi ragazzi, cercare di accettarli come lavoratori, non per le loro disabilità. Gli facciamo fare dei corsi professionali e sono dei professionisti proprio nel loro lavoro. Mi hanno detto che qui fanno un torrone che spacca, un gusto che non ho mai assaggiato, che è quello alla cudduredda, che sarebbe un biscotto tipico di Delia che si fa con uova, zucchero, la sugna, farina ovviamente e la cannella. Si fa a carnevale. Ho fatto mettere anche un goccino di pistacchio. La curiosità è tonno, comincio con il gelato alla cudduredda. Mi sta pigliando poco, buonissimo, veramente buonissimo. Attacchiamo il pistacchio. Questo è fatto veramente col pistacchio. Madonna che bomba. Andiamo sul torrone. Torrone di Caltanissetta. Non sto scherzando, è uno dei migliori gelati che abbiamo mangiato in quasi 38 anni. Il tuppo è la scarpetta della broscia. Quella broscia è buona. Oh, aspetta che ci faccio una pulizia qua. C'è pure il biscottino. Ah, qua anche il biscottino. Il pezzo di biscottino di cudduredda. Questo gelato alla cudduredda è qualcosa di che io non ci avrei mai potuto pensare, a cui io non avrei mai potuto pensare, proprio corretto. Arrivederci. La broscia nasce come panino da farcire col gelato solitamente, poi se ci mette una fetta di salame è uguale più buona, non insieme al gelato. Hanno fatto bene a consigliare. Mi sto smerdando tutto con un bicciriddo, magari anche la barba potrei pulirmi, no? Che schifo. Ma mi sono appena pulito! Ma sono proprio un biliciaro del cibo. È un segreto massonico che custodiamo gelosamente a Caltanissetta. Il significato della parola biliciaro. Proprio il sapore di Caltanissetta. Cavate ne sa. Il monumento ai caduti si trova in fondo a Via Regina Margherita, è stato costruito nel 1922 e inizialmente era posto di fronte all'ingresso della Villa Medeo. Il progetto è dello scultore palermitano Cosimo Sorgi ed è costruito in memoria delle 289 vittime nissene durante la Prima Guerra Mondiale tra soldati e ufficiali. La figura femminile rappresenta l'Italia con un libro di storia in mano e una palma della vittoria, mentre con l'indice della mano sinistra indica il sacrificio dei caduti. E l'intera opera è stata realizzata utilizzando il bronzo dei cannoni nemici. In tutto il viale, tra l'altro, erano stati piantati 289 alberi e ognuno di questi rappresentava uno dei caduti. Adesso io non li ho contati tutti, però a occhio dovrebbero essere rimasti più o meno gli stessi. Inizialmente il monumento era posto di fronte all'ingresso della Villa Medeo, poi è stato spostato proprio alla fine del viale e sovrasta uno dei belvedere della città. E se hai voglia di una birra artigianale te ne puoi andare addirittura in due posti, All Grain e Borderline. Sono Elia Panzica, titolare di All Grain Beer Shop a Caltanissetta. Nasciamo come beer shop nel 2015, eravamo solo una rivendita di birre in bottiglia e alla spina. Negli anni ci siamo evoluti, abbiamo inserito anche qualcosina da mangiare, ma il prodotto principe del nostro locale resta comunque la birra, esclusivamente artigianale, in tutte le sue sfaccettature. Quindi abbiamo 6 rubinetti alla spina, più una pompa, più una selezione di birre in bottiglia, birre da cantina. L'idea di aprire un beer shop a Caltanissetta mi è venuta durante gli studi, ho vissuto per anni a Roma all'università e una volta rientrato dagli studi ho deciso di avviare la mia attività. È stato difficile all'inizio far capire la differenza tra birra artigianale e birra industriale, sicuramente a livello di prezzo. Grazie al cielo la nostra clientela l'ha subito capito. Sono Fabio, Borderline è una birreria artigianale, io sono un selezionatore di birre da tutta Italia, dall'estero, siamo aperti da dicembre 2019, 3 mesi di attività prima della catastrofe pandemica, però siamo ancora qua. È nato per essere sia una casa, un garage dove si incontrano gli amici, sia appunto un locale specializzato nella birra artigianale. La birra artigianale a Caltanissetta è un prodotto di nicchia, ha un costo elevato, ci sono dei consumatori consapevoli di birra artigianale, altri sono da educare, però lavoriamo per far assaggiare prodotti anche più stravaganti. Molti rispondono bene, altri continuano a chiedere la Ceres, la Corona, si può dire? L'avete lasciato da solo, siete delle merde.
Mangiare abbiamo mangiato, girare abbiamo girato, ci siamo fatti raccontare un po' di cose da chi prepara il cibo e che ci fa bere pure. Direi che un giretto a Caltanissetta ve lo potreste fare. Nel frattempo lasciate un commento, iscrivetevi al mio canile Tutubo e condividete. E se venite qui a mangiare dite che vi manda l'uomo senza tonno e taggatemi nelle stories di Instagram così io vi ricondivido. Io ora mi piglio l'aereo e me ne torno a Milano. Salutiamo!